Il Cagliari non vince, la situazione per la salvezza si fa sempre peggio, poteva essere anche peggiore se non avesse pareggiato nel finale, ma a Salerno si era andati per vincere, quindi il pareggio non può certo soddisfare. Cragno presente tra i pali fa atto di presenza, ma di fatto la Salernitana non lo impegna mai. Unica possibilità, parare il rigore di Verdi per diventare un eroe, ma l'impresa non riesce. Altare monumentale, realizza il gol del pari dopo la solita partita difensiva e il grande impegno a migliorare le lacune in fase di impostazione. Fa il massimo di quello che è nelle sue corde. Lovato, beffato, l'unica sbavatura è quel piede di richiamo che sfiora Castanos e che procura il rigore alla Salernitana. Quando affidi la sorte agli episodi sono soprattutto i difensori a pagare. Cepitelli, il caldarrostaio. Quando ci sono da levare le castagne dal fuoco si chiamano gli anziani, quelli che hanno ancora contratto breve. Lui ci mette il massimo impegno, anche se il Cagliari si scotta comunque. Baselli, l'Ave Maria, mandato in campo per tentare di rimediare al peggio, con una modifica all'assetto della squadra che ne aveva fatto per vincere e non per pareggiare. Lui si attiva perché il centrocampo giri a pieni giri e il rigore poi negato grida vendetta, rimedia con l'assist per il pari. Bellanova, il puledro, cerca spazi per correre ma non li trova sempre, spesso non viene assecondato anche se le pochissime sgroppate le fa lui, senza lasciare il segno. De Iola, il pilastro, messo in mezzo al campo sembra più un menhir che un pilastro, la squadra è statica e lui tiene la posizione, fermo come il resto dell'insieme. Pereiro, il vampiro, anche oggi è parso intorpidito, non si è svegliato, il suo contributo impalpabile, una sorta di fantasma. Grassi, il regista, lui la telecamera l'accende, ma poi pochi lo seguono, muove il gioco ma senza arrivare mai a coinvolgere l'attacco, tanto che si arrabbia e scaglia il pallone sul palo. Rog, l'eco, la testa gli dice di fare, le gambe la sentono come un certo ritardo, tipico quando la condizione non è al top e non riesce a fare ciò che pensi. Il suo disappunto al cambio la dice lunga di quanto vorrebbe fare. Marin, l'aiuto regista, quando entra cerca di alternarsi a Grassi nel dirigere la squadra, ma il Cagliari non punge, solo nella mischia riesce a fare qualcosa. Lico Iannis, l'aiuto caldasrostaio, lui come Cepitelli, viene ripescato nella speranza che possa dare un contributo inaspettato, ma la castagna calda gli rimane nelle mani. Pavoletti, la torre, fa il ripetitore per la squadra, a lui ci si affida per spizzichi e sponde, cross pochi e in quelle occasioni capisci che dovresti sintonizzarti a lui con un gioco diverso. Keita, spinoso, tenta di pungere in mezzo al deserto, gli riesce un'incursione in cui va giù troppo facilmente, anche se il contatto esiste, non riesce a bucare. João Pedro, il totem, oggi intorno a lui si pregava potesse esserci un Cagliari diverso, purtroppo speranze infrante. Non trova spazio e tempo per fare il miracolo, anche se l'azione più nitida è un suo colpo di testa che meritava miglior fortuna. Agostini, l'orizzonte, non si capisce ancora se sia l'alba o il tramonto. Lui è all'orizzonte a cercare di fare luce, ma il mondo che lo ha accolto per ora non è il suo, ha ereditato una catastrofe.